vengono chiamati agli ordini dell'autostarter, in 11 al via, con il numero 1 New Barron B, con il 2 Mulberry Street, con il 3 Over the Crown LF, con il 4 Magellano LL, con il 5 Letalon B, con il 6 Laszlo, con il 7 Marcos B, con l'8 One Dream Griff. Seconda fila per Oculista Stift, Occhio Baldo J.A. Lab. Di galoppo nelle fasi di lancio Magellano. Mancano circa 100 metri allo stacco del mezzo meccanico. Chiusura. Con il numero 8, in meno di 50 metri, One Dream Griff è già al comando delle operazioni. Secondo si pone il numero 5 di Letalon B, resta scoperto il numero 7 di Marcos B. Lancio in 14 con il numero 8 di One Dream Griff, che è al comando, in salchi Massimo Pignatelli, seguito sempre da Letalon. Terzo troviamo Mulberry Street, scoperto il numero 7 di Marcos B. Passaggio davanti alle tribune con il numero 8 di One Dream Griff, che può completare i 600 in 43,3. Ha preso la mano One Dream Griff, seguito a un salchi dall'Etalon B, e troviamo in terza posizione lo steccato sempre il numero 2 di Mulberry. 58,5 con frazione in 15,2 e One Dream Griff la mette sul ritmo, sempre seguito dal numero 5 di Letalon, che perde leggermente qualche battuta. Chilometro passato addirittura in 13 con One Dream Griff che fa velocità, seguito sempre da Letalon, Mulberry e New Barron B. One Dream Griff completa la retta e all'imbocco dell'ultima curva affievolisce un po' l'azione, seguita sempre con un numero Letalon, e il numero 2 di Mulberry si scopre. One Dream Griff è leggermente in calo al completamento dell'ultima curva, viene via a largo Mulberry Street. I cavalli entrano in retta d'arrivo con Mulberry Street ed Antonio Di Nardo, che nei pressi del palo passano e vengono a vincere in maniera davvero convincente. 1,58 e qualche spicciolo, 1,14,2 per Mulberry Street, Antonio Di Nardo e Vincenzo Tufano al training. Approfittano di un ritmo forsennato di One Dream Griff e nei pressi del palo vengono a vincere in maniera chiara, netta ed evidente. Per le altre monete andiamo un po' a vedere le immagini. One Dream Griff è in calo, passa Mulberry Street e viene a vincere. Per il secondo, probabilmente, a largo, dovrebbe essere il numero 5 di Letalon B,